riprende il campionato dopo la sosta pasquale. Nella 28ª giornata incontriamo in casa il Pedemonte. Sono le ultime 3 partite, quasi un piccolo torneo fra le prime 7 in testa alla classifica. Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Dirige l'incontro il signor Marco Marogna, assistito dal signor Marco Meggiolaro e dal signor Riccardo Francesco D'Aratta. Col fischio dell'arbitro comincia il primo tempo. La battuta è del Pedemonte che parte subito, lungo lancio di Marcelli per Caia, che appoggia a Sandrini che la restituisce a Caia, che fa un tiro respinto da Peritore e poi Arduini spazza. Reazione del Santa Lucia con questo lungo lancio di Olivieri per Porcelli, scambia con Varano e poi la mette per Nardi. Il suo cross per Soave è lungo e finisce a fondo campo. Poco dopo c'è questa lunga rimessa di Arduini respinta dalla difesa. Dopo un batti-ribatti la palla è conquistata da Viola che la mette per Varano. Il suo tiro è alto sulla traversa. Ed è ancora Santa Lucia. Varano conquista palla e si lancia con Porcelli, scambia un paio di volte. Poi Porcelli serve Soave ma il suo tiro è sealato. Ed è ancora il Santa Lucia che attacca. Porcelli serve Varano che la mette per Arduini sulla destra del campo. Bel lancio per Nardi che viene atterrato in area in questa maniera. Per l'arbitro tutto regolare. E ancora una manovra elaborata del Santa Lucia. Viola riceve palla da Olivieri, la mette per Nardi che lancia Ambrosio. Passaggio a Viola che tocca per Soave, Soave la mette per Porcelli. Il suo tiro esce sfiorando il palo a sinistra della porta di Gottardi. E prosegue l'assedio. Viola per Olivieri che avanza e l'appoggia a Fiero. Fiero per Nardi che la alza, Olivieri colpisce di testa, la mette al centro, Varano tira e Gottardi devia e mette a lato. E poco dopo è ancora Nardi che conquista palla, la butta in avanti, Varano riceve, tira, ma il suo tiro è ancora fuori bersaglio. È sempre il Santa Lucia che attacca, ma la palla non vuole entrare. Porcelli controlla sulla 3/4 di campo, la mette per Pasini. Si libera del difensore e centra, magnifica incornata di Porcelli, Gottardi respinge. Siamo quasi alla mezz'ora dopo la prima azione, il Pedemonte non si è mai visto verso la porta del Santa Lucia, ma in questa seconda azione del primo tempo arriva a rete. Caia riceve palla da Rainero, scambia con Ceradini e dalla sinistra del campo tira verso la porta. L'uscita di Peritore non è perfetta e Rissi sacca. Poco dopo la ripresa arriviamo quasi subito al pareggio. Nardi riceve palla, serve Porcelli che si lancia sulla destra del campo, poi la scambia con Olivieri che la mette per Pasini che fa uno slalom fra i difensori e l'appoggia a Porcelli. Porcelli la passa a Pasini, Nardi la chiama, la riceve con una cannonata, batte Gottardi. Nardi è forte. Poco dopo la ripresa è ancora Santa Lucia che ha l'occasione di battere questo calcio d'angolo. L'azione si conclude con questo tiro al volo di Arduini che è ribattuto dalla difesa e il secondo è tra le braccia di Gottardi.
È sempre il Santa Lucia comunque che ci prova. Arriviamo anche a un tiro fiacco. Eccolo. Gottardi recupera, ma non c'è tempo per la rimessa, l'arbitro fischia e chiude il tempo. Comincia il secondo tempo, la battuta del Santa Lucia. Arduini per Ambrosio che scambia con Olivieri e poi dalla sinistra del campo fa un tiro che attraversa tutta l'area e esce a fondo campo. Sostituzione nel Pedemonte, esce Quaggiotto, entra Cristanelli. Adesso si vede il Pedemonte, Accordini scambia con Sandrini e poi fa questo tiro senza pretese che esce a fondo campo. Ma è Santa Lucia che come nel primo tempo ricomincia ad attaccare. Ambrosio Bernardi che centra, Pasini si avventa, il suo tiro è ribattuto, poi testa di Aldrighetti e Gottardi raccoglie. Sostituzioni anche nel Santa Lucia, entrano Belfanti e Salvagno, escono Ambrosio e Arduini. Poco dopo Belfanti ferma Caia in questa maniera, ottiene il giallo e l'arbitro assegna una punizione. Batte Muzza dalla metà campo, Cristanelli spizza di testa ingannando Peritore in uscita e porta in vantaggio di nuovo il Pedemonte. Alla ripresa nuova sostituzione nel Santa Lucia, entra Riva ed esce Varano. Nonostante le nostre buone azioni siamo ancora sotto, proviamo a recuperare con questo traversone di Olivieri che attraversa tutta l'area. Nardi recupera, tenta un tiro che accarezza la traversa ed esce a fondo campo. E continuano i lunghi lanci di Olivieri, stavolta è Porcelli ad essere atterrato in area. Per l'arbitro ancora tutto regolare, anzi c'è un giallo per Fiero che protesta. Probabilmente in cielo c'è qualcuno che guarda in giù, battuta di calcio d'angolo, colpo di testa di Nardi e siamo di nuovo in pareggio. Poco dopo la ripartenza c'è questa punizione battuta da Olivieri, la palla rimbalza davanti a Prota che la spara sul braccio di Ceradini, poi Gottardi respinge la difesa libera nonostante le proteste, per l'arbitro ancora tutto a posto. Il Santa Lucia vuole 3 punti, discesa di Olivieri, passaggio soave che la mette per Porcelli, gran tiro che Gottardi mette fuori. Sul successivo calcio d'angolo la palla arriva a Belfanti che la rimette al centro, poi Porcelli la mette per Pasini che colpisce male, il tiro è alle stelle. E sostituzione nel Pedemonte, esce Rizzi, entra Bonfilli. E anche nel Santa Lucia esce Pasini, entra Tomeleri. La pressione del Santa Lucia aumenta, Belfanti è atterrato, Prota recupera, la mette per Porcelli che è atterrato a sua volta, nuovo tiro di Prota, miracolo di Gottardi e Riva la mette alle stelle. Ancora una sostituzione nel Pedemonte, esce Ceradini, entra Fornale. Siamo quasi alla fine, su questa rimessa da fallo laterale, una ribattuta, Nardi la tocca per Olivieri che punta alla porta, si libera di difensori, spara una cannonata che ci porta in vantaggio. I 3 punti erano troppo importanti per non riprovarci, godiamoci fino in fondo quelle immagini
del nostro capitano e dei nostri giocatori. Pazienza se il filmato diventa un po' più lungo. Alla ripresa il Pedemonte non si è mai rassegnato, ci prova fino in fondo a rimontare. Con questa azione quasi ci riesce. Fortunatamente il tiro di Bonfilli è alto sulla traversa. Ci provano anche su calcio d'angolo, questo tiro non è toccato da nessuno ed esce sul fondo. E su questa rimessa lunga di Gottardi e questa ripartenza del Santa Lucia, soave contrastato da Zenti che mette fuori la palla, non c'è tempo per la rimessa e l'arbitro chiude la partita.